Questo è l'inizio del 2012, il 2 gennaio, e sembra l'immagine di un quadro celebre. Sono i dipendenti di Fincantieri a Palermo, vedono profilarsi il licenziamento. In realtà è anche preludio di un anno che sarà drammatico per il lavoro in Sicilia. Tra le grandi vertenze c'è quella della Fiat, si comincia con la speranza di R-Motor, si susseguiranno attese e delusioni, proteste, cortei. Alla fine dell'anno si capirà che è solo un fallimento. Ma si parlerà anche della raffineria Eni di Gela, del petrolchimico di Priolo, della STM dell'Aligroup di Catania, della Keller, dell'Amia e della Gesip di Palermo, dei lavoratori delle ferrovie, dei precari della regione. Finirà peggio di come si era temuto. La cronaca comincia con casi tragici. Il primo in realtà è della fine dell'anno precedente, ma la sua eco si leva all'inizio del 2012. Valeria Lembo, 34 anni, viene letteralmente uccisa al Policlinico di Palermo con una dose di chemioterapico 10 volte superiore al massimo. Dopo le polemiche il reparto verrà chiuso per alcuni mesi. Il 12 gennaio una strage a Trapani. Un uomo di 40 anni, Pietro Fiorentino, uccide la ex moglie, la figlia di 10 anni, la suocera, un cognato disabile, poi appicca il fuoco alla loro abitazione e infine si suicida gettandosi dal quinto piano. C'è anche un po' di Sicilia nella tragedia della Costa Concordia. Sulla nave che il 13 gennaio naufraga davanti all'isola del Giglio, anche alcuni passeggeri siciliani. Maria Grazia Trecarichi rimarrà tra i dispersi. Nella politica, dopo 10 anni, con qualche mese di anticipo, il 16 gennaio si dimette il sindaco di Palermo Diego Cammarata, anche in polemica con il governatore lombardo. A metà gennaio e poi sul finire del mese la protesta degli autotrasportatori ai quali si uniscono i pescatori. Manifestazioni e blocchi cominciano a Catania. Nella cronaca giudiziaria per tutto l'anno al centro dell'attenzione il processo al generale Mori e le indagini sulla trattativa Stato-mafia. Il 20 gennaio, proprio al processo Mori, depone l'ex ministro Scotti. L'ex ministro Mancino, al centro di dure polemiche, deporrà un mese più tardi, il 24 febbraio, poi risulterà indagato per falsa testimonianza nell'inchiesta sulla trattativa. Il 20 febbraio altre vittime siciliane in missioni internazionali. In un incidente stradale in Afghanistan muoiono 3 militari italiani, 2 sono appunto siciliani. Il caporal maggiore Francesco Currò, 33enne di Messina, il caporal maggiore Francesco Paolo Messineo, 29 anni di Termini Imerese. L'8 marzo la procura di Caltanissetta deposita 1640 pagine, un'ordinanza di arresto per 4 persone, ma in realtà è la svolta nelle indagini sulla strage di Via D'Amelio. L'inchiesta sgretola definitivamente i depistaggi di Stato e certifica l'esistenza di una trattativa Stato-mafia. Il 17 marzo 5 cadaveri in un barcone, tragedia a Lampedusa. Il 29 marzo il GIP impone l'imputazione coatta per il presidente della regione Lombardo per concorso esterno in mafia. Rinvio a giudizio ad aprile, il processo comincerà a maggio. Il 31 marzo in Thailandia ha fermato Vito Roberto Palazzolo. In Italia deve scontare una condanna a 9 anni. Sarà concessa l'estradizione soltanto a dicembre. Ad aprile l'ennesima emergenza rifiuti a Palermo, disagi che per tutto l'anno riguarderanno il capoluogo ma anche altri centri siciliani. È un mese duro ancora una volta per il mondo del lavoro. L'Eni si ferma, si capisce che il piano per il dopo Fiat è a rischio. A Palermo tensione altissima per la vertenza Gesip. La tragedia delle donne. Il 24 aprile scompare da Enna Vanessa Scialfa, 20 anni. 2 giorni dopo ha arrestato il compagno, l'ha strangolata e poi ha gettato il suo corpo in questo dirupo. L'ultimo giorno del mese di aprile un giallo a Palermo, una commerciante di parrucche, Antonietta Giarrusso, uccisa nel suo negozio. L'assassino non si troverà. Anche il mese di maggio comincia con una tragedia familiare. Ad Aci Sant'Antonio un uomo di 38 anni, Luigi Gagliardo, uccide a coltellate i genitori ottantenne, poi si suicida. E quindi il mese delle amministrative. Nella Palermo del dopo Cammarata il 6 e 7 maggio la sfida è tra 11 candidati. Vanno al ballottaggio Orlando e Ferrandelli. 15 giorni più tardi il nuovo sindaco di Palermo è per la terza volta Leoluca Orlando. Tra i capoluoghi si vota anche ad Agrigento, vince Zambuto, e a Trapani, sindaco Damiano. A metà del mese ritorna altissima la tensione a Termini Imerese. I dipendenti della Fiat manifestano per giorni, chiedono ancora soluzioni per il loro futuro che non arriveranno. Ci saranno altri vertici romani, altre promesse, ma il passare dei mesi farà crescere la rassegnazione.
Il 23 maggio è il 20° anniversario della strage di Capaci, con cui la mafia uccise Giovanni Falcone, la moglie e 3 agenti di scorta. Alle cerimonie partecipa anche il Presidente della Repubblica Napolitano, che il giorno successivo è a Corleone per i funerali di Stato di Placido Rizzotto, i cui resti erano stati recuperati nel 2009 in una foiba sopra la Rocca Busambra e che l'esame del DNA nel mese di marzo aveva attribuito con certezza al sindacalista. Il 13 giugno avviso di chiusura indagini sulla trattativa. 12 gli imputati, uomini di Cosa Nostra come Riina, Provenzano, Bagarella, Brusca e Cinà, l'ex ministro Mannino, gli ex ufficiali del Rosso dei Carabinieri Subranni, Mori e De Donno, il senatore Dell'Utri, tutti accusati di violenza o minaccia a corpo politico dello Stato. E poi l'ex ministro Mancino, accusato di falsa testimonianza, e Massimo Ciancimino, che di contestazioni ne ha invece diverse. L'udienza preliminare si aprirà a Palermo il 29 ottobre. Il 15 giugno si apre uno dei casi istituzionali più gravi e controversi degli ultimi anni. La Procura di Palermo intercetta Nicola Mancino e nelle 9.000 telefonate registrate 4 sono con il capo dello Stato Napolitano. Ne nascono polemiche durissime e un conflitto tra la Procura palermitana e il Quirinale che solleva il conflitto di attribuzioni davanti alla Corte Costituzionale. Dopo 6 mesi di tensione, il 4 dicembre la Corte di fatto darà ragione alla Presidenza della Repubblica. Quelle intercettazioni andavano distrutte subito. All'inizio di luglio ancora la cronaca più dura. Una donna 39enne al 9° mese di gravidanza, Maria Anastasi, uccisa a Trapani e poi il corpo bruciato. Vengono arrestati il marito, Salvatore Savalli, e poi la sua amante, Giovanna Purpura. Il 19 luglio è il 20° anniversario della strage di Via D'Amelio, nei giorni della dura polemica Quirinale e Procura di Palermo sulle intercettazioni di Napolitano. Lascio la presidenza della Regione, la presidenza del popolo siciliano. Il 31 si conclude la stagione di Raffaele Lombardo alla guida del governo regionale. Il presidente si dimette davanti ai parlamentari dell'Ars. Degli onori. Settembre comincia male. Il 4 2 giovani precipitano da una scogliera nel mare di Terrasini, provincia di Palermo. La dinamica rimane dubbia. Il 7 una nuova tragedia nel mare di Lampedusa, morti e dispersi 3 migranti su un barcone. Poi a metà del mese la protesta durissima dei dipendenti GESIP di Palermo. Ottobre lascia il segno per un altro caso di cronaca. A Palermo il 19 viene uccisa a coltellate Carmela Petrucci, 17 anni. Muore per difendere la sorella Lucia dal folle assalto dell'ex fidanzato omicida Samuele Caruso. Il 28 e il 29 la Sicilia ritorna al voto e sceglie il nuovo presidente della regione. Tra i 10 candidati il governatore è Rosario Crocetta, sostenuto da una coalizione di centrosinistra. Supera il principale sfidante, l'ex presidente della provincia di Catania, Nello Musumeci. All'inizio di novembre, per un mese, chiude lo scalo catanese di Fontanarossa per lavori di ristrutturazione delle piste. Voli trasferiti a Sigonella. Il mese di dicembre è segnato da un'altra tragedia a Palermo. La sera del 17 crollano 2 palazzine nel quartiere dei Cantieri Navali in via Bagolino. 4 le vittime. Polemiche su abusivismo e sulla fragilità di interi quartieri palermitani. Tra il 22 e il 23 a Gela una notte di terrore. Un 40enne, Giuseppe Licata, asserragliato in casa per 5 ore, spara sui passanti e sulla polizia prima di rimanere ucciso. Un agente di polizia ferito perde l'uso di un occhio. Lo sport. Nel calcio il Palermo sempre in bilico sulla bilancia della salvezza. Chiude il campionato a maggio a un passo dalla retrocessione con Mutti. Zamparini chiama Perinetti e Sannino, dopo 3 giornate li esonera. Arrivano Gasperini e Lo Monaco, ma il Palermo non cambia posizione in classifica. Molto meglio per il Catania 2012. Con Montella è la sorpresa del campionato. Risultati confermati con Maran all'inizio di questa stagione e rosso-azzurri in zona Europa. È anche l'anno delle Olimpiadi. Nella scherma Giorgio Avola di Modica vince la medaglia d'oro a squadre nel fioretto. Negli altri sport individuali 2 messinesi sugli scudi. Nibali si conferma leader del ciclismo italiano, Cairoli è ai vertici del motocross mondiale.